Ciao ragazzi, oggi vi parlo di cucina veronese, che è una cucina ricchissima, ricca di tradizioni per l'appunto e di memorie che hanno attraversato i secoli, ricca di eccellenze, di prodotti del territorio che sono entrati in queste stesse ricette che a loro volta sono entrate a far parte del novero, per così dire, classico del palato veronese. Ma se questo fino a 30-40 anni fa poteva essere un dogma perché non c'era internet, c'era meno movimentazione internazionale, c'erano meno influenze culturali e non che questo, intendiamoci, sia un male. Ma oggi è ancora così. Io spesso ho a che fare con giornalisti e influencer stranieri che vengono a Verona e città e se ne innamorano anche grazie ai sapori. Ma per un ristoratore che vive di queste tradizioni, che prepara le ricette ereditate da secoli di storia, che cosa vuol dire trasmettergli questi valori attraverso i sapori? I sapori di Verona sono straordinari come la città. Rappresentano i colori di un territorio che va dal lago di Garda alla montagna, alla campagna. I sapori sono ricchi perché rappresentano delle eccellenze, ma allo stesso tempo genuini perché rappresentano il lavoro e la fatica delle persone che lavorano la terra e quindi mettono la loro anima per produrre questi tesori della natura. Sono anche lo specchio di un'eredità culturale. Sono un frutto di una eredità culturale perché rappresentano il valore che viene tramandato da generazione a generazione. Immaginiamo fare una semplice salsiccia e lavorare la carne di maiale per fare una meravigliosa soppressa. Gli ingredienti usati sono tramandati di padre in figlio. Come poi non ricordare la salsa pearà, che è una delle salse medievali esistenti e che i veronesi si sentono a casa ovunque la mangiano. Poi non possiamo non ricordare i gnocchi, questa ricetta che è nata 5 secoli fa ed è un piatto che vuole ricordare che il territorio era un territorio povero. Perché si è scelta la patata da dare a questi cittadini che abitavano in un quartiere povero di Verona? Perché era la patata che non veniva mangiata da nessuno, era un prodotto all'epoca poco considerato e quindi quando si è cercato di sfamare il popolo povero si è utilizzato il prodotto che si avvicinava meglio alla povertà, ovvero la patata. Mi metto nei panni di un ristoratore. Che cosa vuol dire per uno come te portare avanti queste tradizioni, questi sapori antichi in un'offerta gastronomica, alimentare che è molto più variegata rispetto a un tempo? Portare avanti questa cultura della genuinità è una sfida, in quanto dobbiamo tenere i piedi per terra e cercare di ricordare le nostre radici attraverso i piatti. E quindi la povertà dei piatti, la genuinità dei piatti, ma allo stesso tempo anche la ricchezza di queste eccellenze che noi cerchiamo di conservare, preservare e far conoscere, rappresenta una sfida che noi dobbiamo vincere e che vogliamo vincere attraverso i nostri piatti sulla tavola a Verona. Il turista quindi che cosa si porta via da un'esperienza come questa, perché così mi piace chiamarla? Il turista che viene a Verona deve cogliere attraverso la nostra cucina la ricchezza del nostro territorio, ovvero la diversità che il nostro territorio offre. Deve scoprire che non esiste un unico piatto, non esiste un main course, ma esiste la possibilità di poter assaggiare prodotti stagionali che cambiano col tempo e che si possono trovare solo qui. Come ti senti ad essere a tuo modo un testimone della tua terra? Il compito di ristoratore, di oste, è quello di far capire alle persone che vengono qui il gusto della nostra tradizione e questo gusto lo deve ritrovare, questi piatti li devono ritrovare anche nei prossimi anni, perché noi siamo il baluardo, l'estremo difensore di questa tradizione che non può essere, come si dice, evoluta, ma deve essere preservata.